Arriva puntuale anche questa settimana la puntata di Penalty on Demand con i riflettori puntati verso il campionato di promozione e ai 6 gironi del campionato di prima categoria. Si sono giocati playoff e playout, abbiamo già parecchie novità e soprattutto alcune inaspettate sorprese. Partiamo con il girone A. Nel girone A si sono giocati i playoff per quanto riguarda la promozione, eccolo qua il tabellino, l'Accademia Trapani che pareggia in casa con il Camarat 4-4, mentre a sorpresa il Città di San Vito Lo Capo vince la partita contro il Fulgatore. Sarà dunque un derby trapanese la finale playoff di questo girone A. La partita sarà tra Città di San Vito Lo Capo e Accademia Trapani. Per quanto riguarda i playout, scontata vittoria del Casteltermini 3-0 contro il Petrosino 1966 che retrocede nel campionato di prima categoria la prossima stagione. Benvenuti al Roberto Sorrentino e Accademia Trapani Camarat, semifinale playoff del girone A di promozione siciliana. Attaccato Pennino, arriva anche la pressione di Dimbabié. Castiglione gira tutto, il pallone arriva dall'altro lato, controllato da Cannavò, la risposta di Francesco Schifano, il calcio d'angolo, uno dei 3 fratelli Schifano. Francesco in porta, classe 2004, colpo di testa fuori, ancora Cannavò, lui il tocco, pallone di Nolfo, arriva a disturbarlo Panepinto, Castiglione, Cammareri, vicino alla bandiera del calcio d'angolo, non stacca nessuno, pallone preso lì, in piena piazza, pallone dentro, il gol dell'Accademia Trapani, Dembabié, ci va Vaccaro potente, trova l'angolo, Salvatore Vaccaro, il bomber del girone, che fa impazzire i propri tifosi, pareggia il Camarat, 1-1 con Vaccaro. Lanciato, Bie, colpo di testa! Come è arrivato questo pallone a Dembabié che con la 7 sulle spalle esulta come Cristiano Ronaldo, l'Accademia è di nuovo avanti con Dembabié. Tocco con la mano, calcio di rigore conquistato da Vaccaro, il tocco da parte di Giargiù. Parte Vaccaro, il 2-2 del Camarat, Salvatore Vaccaro, sempre lui, gol numero 22 in stagione. Va Piraneo, in mezzo, bel pallone sul secondo, Pennino, è arrivato lui per la rimonta del Camarat, Daniele Pennino, 3-2. Cannavò, serio, cade Muni, non ce la fa neanche lui a prendere il giocatore dell'Accademia, pallone lasciato sul secondo palo, doppio rimpallo e entra questo pallone, Saul Castiglione fa 3-3, tutto in parità, nuovamente partita pazzissima al Sorrentino. Lancio lungo, Cannavò di testa, è un passaggio per Marchica, 3-4, Marchica ha scartato al meglio il regalo dell'Accademia e Marchica riporta avanti il Camarat. Incredibile, calcio d'angolo, Secum dentro, pallone che scorre ed entra, 4-4, il gol dell'Accademia Trapani. Tutti ad esultare, si abbraccia anche Nieto. Pallone fitto, anche se tutti sono a parlare con l'arbitro. Pallone dentro, c'è anche Francesco Schifano, pallone fuori, è finita. L'Accademia Trapani va in finale playoff del girone A di promozione siciliana dopo 120 minuti, 4-4 contro il Camarat, ma in virtù del miglior piazzamento in regular season accede alla finale playoff. E parliamo adesso del girone B, si è giocato solo un playoff ed un playout.
Per quanto riguarda il playoff promozione, l'Ascari Cefalù che vince contro la Super Giovane Castelbuono 1-0, pertanto giocherà la finalissima domenica giorno 30 contro l'Aspra. Per i playout, vittoria sofferta ma importante del Villarosa 2-1 contro il Città di Casteldaccia. Quest'ultimo retrocede nel campionato di prima categoria. È giunto il momento della resa dei conti, da adesso in poi non si può più sbagliare, l'Ascari Cefalù e Super Giovane Castelbuono lo sanno e quindi si daranno battaglia in una partita incandescente disputata in una cornice di pubblico straordinaria, quella del Santa Barbara di Cefalù, che ancora una volta ha risposto presente con gli spalti, almeno quelli considerati agibili, tutti pieni dal primo all'ultimo posto. Si gioca in una giornata particolarmente complicata dal punto di vista climatico, ma inaugurata dal pensiero che l'avvocato Nicchi, dirigente dell'Ascari Cefalù, ha voluto porgere ai presidenti delle due società. Poi finalmente si comincia con il calcio vero e subito con una palla gol importante per la formazione di Mister Grimodo, che qui scappa in contropiede dopo pochi secondi con Sferruzza alla sterzata, il cross sul secondo palo per Incognito che calcia subito e impegna Randazzo alla parata sul primo palo. Partita molto tattica, tanti falli, gara molto spezzettata, poche palle gol vere e proprie. Una di queste ce l'ha Mocciaro, che sveglia i riflessi ancora di Randazzo. Pochi secondi dopo, sui sviluppi del secondo calcio d'angolo consecutivo per il Ascari Cefalù, la palla spiova sul secondo palo dove c'è Sferruzza, colpo di testa a fil di palo che però non inquadra lo specchio della porta. Intorno alla metà della frazione si sveglia anche la super giovane Castelbuono di Mister Marandano, che qui riesce a liberare alla conclusione Rosone e impegna severamente fiducia. Gran parata del portiere dell'Ascari Cefalù, che esattamente alla fine del primo tempo, al 45esimo, sui sviluppi di un'azione insistita da parte dei cinghiali, viene battuto da Antista, ma il direttore di gara ferma tutto per una posizione irregolare dell'attaccante della Supergiovane e su questa giocata termina il primo tempo. Passiamo con le immagini realizzate da Pietro Piazza alla ripresa, dove realmente succede poco, se non al minuto 78 la corsa di Abate che salta anche fiducia, poi c'è il salvataggio sulla linea da parte di Volpini, che esulta come se avesse segnato, e difatti di un gol si tratta perché tiene i suoi a galla. Minuto 86, Supergiovane che ci crede di più, la palla che balla al limite dell'area di rigore dove c'è Pirrotta, l'ex Resultana San Lorenzo però inquadra la porta ma calcia in maniera debole. Un minuto e mezzo più tardi ancora la squadra giallonera che attacca con il solito Rosone che calcia dalla distanza, fiducia un po' fuori posizione ma è bravo col riflesso a metterla fuori. Ma attenzione a quello che accade al quinto minuto di recupero dopo una punizione straordinaria parata nuovamente da Rosone. Siamo nel finale, quinto minuto di recupero, la palla che balla nell'area di rigore, per poco non succede il patatrack in casa Lascari ma l'arbitro fischia 3 volte, si va ai tempi supplementari in cui anche qui non succede tantissimo, ma prima occasione per la Supergiovane Castelbuono che attacca nuovamente con la palla messa in mezzo sul primo palo, bravo Fiducia a tuffarsi. Minuto 98, torna ad affacciarsi in avanti la squadra di Grimaudo ed è subito pericolosa con questa palla per la conclusione di Sferruzza che colpisce il palo interno. Sfortunato il bomber della formazione biancorossa, che poi al minuto 103 scatta sul filo del fuorigioco a tu per tu con Randazzo, calcia, non sbaglia e porta il Lascari Cefalù in vantaggio. Minuto 103, esplode il Santa Barbara, esplode la squadra di Grimaudo, sempre più vicina alla conquista della finale del girone B di promozione. Esulta ovviamente il pubblico di fede cefaludese, che un paio di minuti dopo, in chiusura del primo tempo supplementare, trattiene ancora una volta il fiato per l'ennesima mischia nella propria area. La palla viene depositata in rete ma l'arbitro ferma tutto per una posizione di fuorigioco che dunque mantiene l'Ascari Cefalù in vantaggio. Passiamo al secondo tempo supplementare con la Supergiovane tutta proiettata in avanti. Macciaro non trova la porta al minuto 118, sfiora il 2-0 che poteva ammazzare la partita ma non serve perché su quest'ultima mischia la palla va fuori. L'arbitro fischia 3 volte e manda il Lascari Cefalù alla finale playoff del girone B di promozione. Un grande applauso alla Supergiovane, ma ora la squadra di Grimaudo va ad affrontare l'Aspra tra 14 giorni.
Risultati abbastanza scontati nel girone B del campionato di promozione, mentre ci sorprendono quelli del girone C. Due partite dei playoff certamente al cardiopalma. Eccolo qua il tabellino. Belpasso 2014 che vince la partita contro il Città di Aci Sant'Antonio 1-0 ed il Catania San Pio X che elimina l'RSC Riposto battendolo in casa 2-0. Pertanto la finalissima si giocherà giorno 30 e sarà tra Belpasso 2018 contro Catania San Pio X. Per quanto riguarda invece i play-out, a sorpresa la nuova azzurra Fenice vince in casa del Città di Calatabbiano 2-1, pertanto sarà la squadra del Città di Calatabbiano a disputare il campionato di prima categoria la prossima stagione. Al riposto, atto primo dei playoff, la Russo Sebastiano, da seconda classificata del gruppo C, riceve il Catania San Pio X, quinto in graduatoria. Ma intanto spareggio preliminare alla Verna di Torre Archirafi con gli ospiti costretti a vincere e al primo tentativo firmato Valenti. Conclusione, respinge Cisterna, non escono i biancazzurri, conclude Sanneta alla distanza. Ci riprova Valenti, conclusione alta da fuori. Dall'altro lato risponde Salemi, girata di testa da corner e palla di poco sopra il 7. A metà tempo, punizione di Emanuele, Salné di testa favorisce un assist per Patanè, telefonata a Romano. E ancora, cross di Napoli, no look di Emanuele nel cuore dell'area di rigore, l'estremo catanese blocca senza problemi. Ed è sin qui il primo tempo che si conclude con un equo 0-0. Minuto 2 della ripresa, Napoli dal calcio d'angolo, la traiettoria è direttamente in porta e sembra varcare la fatidica linea, RSC in vantaggio, anzi no. L'arbitro Abba di Caltanissetta indica prima il centrocampo per poi repentinamente cambiare idea. Proteste biancazzurre per un episodio probabilmente chiave della partita. Forse Nicotra che ostacola Romano, forse palla che non è entrata, tutto incerto. Fatto sta che si riparte da una punizione da battere al limite dell'area piccola e sul perché di questa decisione rimane una zona oscura. Ancora RSC, sempre da angolo ma dal lato opposto, palla a Tornitore nel traffico paralizzato, pallone fuori. Grandissima chance per Tornitore. Fuori Napoli, dentro Messina al quarto d'ora in attacco, così va Platania sempre sul 4-4-2 di Luvito che vede spingere i suoi lì davanti. Patanè al lancio, tacco delizioso di Tornitore al limite, palla per Emanuele che ha l'1-0 sul sinistro, incredibilmente fuori. Mani nei capelli di tutto il Luigi Averna, poi Patanè profondo per Tornitore che vede Romano fuori dalla porta, conclude di prima intenzione l'attaccante di casa, niente da fare anche qui. 31esimo, Catania San Pio X in manovra con la spina che impiatta dalle parti di Indaco, si addormenta Pappalardo che entra in maniera scomposta sul lanciatissimo attaccante avversario, calcio di rigore San Pio e giallo per il capitano ripostese, gamba troppo alta sul volto di Indaco e per Abba, almeno qui nessun dubbio, sarà massima punizione per gli ospiti, batte strano e Catania San Pio X in vantaggio al 32esimo, RSC riposto sotto di 1. E altro cambio con Mangano, rientrante da infortunio che rileva Platania. Poi proietto stremato lascia spazio a Campione quando ne mancano 10 scarsi alla fine. 90esimo in corso da Litteri a Valenti che allarga su Ndiaye. Sale Litteri che riceve da posizione defilata. 2-0 per il Catania San Pio X e per la RSC riposto. Si chiude qui il cammino dei playoff. Vince al Luigi Averna. Dunque la formazione catanese con 2 reti nel quarto d'ora finale e prepara le valigie per il viaggio di Belpasso dove il 30 aprile disputerà la semifinale promozione. Si arrendono i ripostesi, troppe occasioni gettate al vento in questa gelida e imprevedibile domenica d'aprile. Rimane la Coppa che nei giorni del 23 o del 30 rappresenterà la tappa a riscatto con l'andata di semifinale a Castelbuono. Voltiamo pagina, dopo il girone C è il momento adesso di parlare del girone D.
Nella semifinale playoff, vittoria dell'SC Gela contro il Vittoria e sarà proprio la squadra gelese a giocare in finale contro l'Atletico Catania 94. La partita si svolgerà giorno 30 aprile. Per i play-out sottolineiamo la sconfitta del Mister Bianco Calcio in casa del Città del Canicattini. Pertanto sarà la squadra catanese a disputare la prossima stagione il campionato di prima categoria. Pubblico di altri tempi allo Stadio Presti, oltre 3.000 spettatori, tribuna gremita e grande entusiasmo, pochissimi tifosi ospiti. Partita bloccata nel primo tempo con pochissime occasioni e alla prima vera opportunità il Vittoria passa in vantaggio, buona manovra sulla destra da parte di Bojang, il tiro cross viene intercettato con le spalle dal difensore Minoffi, la palla finisce in rete, autogol e Vittoria in vantaggio e Vittoria che sarebbe qualificato con il successo al Presti. La reazione del Gela arriva al minuto 27, c'è la girata spettacolare da parte di Tony Scerra ma improduttiva. La partita non è molto bella nel primo tempo ma carica di tensione, ma si accende nella ripresa quando Fauciana, che è in tribuna perché squalificato, opera dei cambi importanti. Argentini va in difesa sulla destra al posto di Nicolosi, Fiore entra a centrocampo al posto di Cosentino, Floridia si può affiancare a Scerra e cambia veramente la musica. Dopo appena un minuto grande opportunità per De Oma che viene però anticipato dal portiere Mangione. Il Gela ha un altro ritmo e all'ottavo viene commesso un fallo su Floridia, molto ingenuo della difesa del Vittoria, calcio di rigore. Pira dal dischetto trasforma e manda in visibilio i 3.000 del Presti. Il pareggio gasa la formazione di casa, il Vittoria sembra non averne più nelle gambe ed è il Gela che controlla tranquillamente la partita al 39esimo sulla linea di porta, salva il difensore Rotondo, il gol del possibile 2-1 per il Gela e sul calcio d'angolo Golisano di testa potrebbe fare ancora una volta 2-1 ma la palla finisce alta. Al 92esimo, ultima protesta per la formazione bianco-azzurra, c'è un contatto in area con Tony Scerra che cade a terra ma l'arbitro non se la sente di concedere un calcio di rigore. Iniziano i tempi supplementari e ancora il Gela dimostra di averne gambe mentre il Vittoria è veramente giù di corda. All'11esimo del primo tempo Mauro, il migliore in campo in assoluto, colpisce la traversa, il portiere Mangione sembra abbattuto e al 14esimo l'uomo che non ti aspetti segna il gol partita e Fabio Brasile che abbranca il pallone lo spedisce in rete per mandare in estasi i tifosi dello stadio Vincenzo Presti. Si fa male il portiere Mangione, costretto ad uscire, il Vittoria ha già operato 5 cambi, in porta va Colletta, Vittoria in 10. Dalla ripresa si aspettano soltanto che trascorrano i 15 minuti finali e alla fine anche Rotondo perde la testa e viene espulso. Vittoria in 9, la partita finisce a quel punto e dopo oltre 130 minuti di match tra recupero e supplementari il Gela può festeggiare l'accesso alla finale del torneo di promozione contro l'Atletico Catania. Abbiamo dunque concluso il tabellino per quanto riguarda i playoff e i playout del campionato di promozione. Voltiamo pagina perché adesso parliamo del campionato di prima categoria e guarderemo a seguire chiaramente i risultati anche in questo caso dei playoff e dei playout.
secondi di Gangini, così a Don Bosco Mussomeli. Buon pomeriggio da Ivan Di Costa e benvenuti allo scenario della semifinale playoff. Gazzana mette giù con difficoltà, fa sfilare il pallone, poi Gazzana, ma non è finita, è Spoto, Scardino, blocca il tentativo di Spoto, ha avuto una grande occasione qui da Don Bosco Mussomeli, calcio d'angolo battuto, secondo palo, Gazzana, prova a passare Muraglia, gran giocata qui del numero 11, poi prova a metterla dentro l'area di rigore Garriga, sfonda dietro Gazzana con destro, gran bella azione questa del Nicosia. Pittera, bello l'1-2, ancora Pittera dentro l'area di rigore Nani, lotta, non c'è niente, poi Nauer Garriga, sempre il Monte bianco-rosso, sempre il numero 9, l'ha bloccata Nicosia, un gol fantastico di Nauer Garriga, 1-0, la ritira subito, allora cross dentro l'area di rigore, pallone che passa, Conticello dentro l'area di rigore, Scardino! Che arriva dalle parti di Gazzana, può mettere in mezzo questo cross, Mantio volando, non cito, voleva tirare, ha trovato Muraglia, tacco di Muraglia, Gazzana, calcia, alto. Palla lunga, è scappato Spoto, dopo l'intervento non perfetto di Conticello, Spoto dentro l'area di rigore, Scardino tocca, ma non basta, è 1-1 della Don Bosco Mussomeli, ha pareggiato da Don Bosco Mussomeli, tutti a saltare per difendersi da questo calcio di punizione che arriva diretto verso la porta, Scardino ci mette i pugni, non rischia, compreso quindi Gazzana, prova a mettere questo cross, dall'altro lato c'è Siragusa, stoppa palla, c'è Nannini, mette d'aria, l'ha visto, Burrafatto, stoppa, controlla, ancora, Burrafatto, calcia! Si riparte allora, va, Nocito, Matteo, gran bella parata, Gazzana, mette giù, cross, dentro l'area di rigore, Garriga, Matteo, intervento clamoroso del numero 1, calcio d'angolo, Gazzana, pallone che rimane dentro l'area di rigore, Garriga, calcia, davanti a Matteo Ferrario è entrato dalla panchina, passa Ferrario dall'ultimo sprint Mate, fallo su Ferrario, finisce qui, c'è Nicosia in finale playoff, battuta la Don Bosco Mussomeli 2-1 e testa grande Nicosia, e adesso insieme coroniamo il sogno. Il momento migliore che stavamo aspettando da una stagione, eccolo qui, il salto sulla curva più bello, un'opera d'arte targata a mister Fabio Piccone.
2 anni dopo l'ultima volta la nuova rinascita Patti torna nel campionato di promozione e lo fa al termine di una vincente finale playoff contro il Città di Galati, che al pari dei bianconeri avrebbe meritato il salto di categoria. Davanti ad una splendida cornice di pubblico sono gli ospiti a sfiorare subito il vantaggio per 2 volte, prima con Vicario che dopo 2 minuti costringe agli straordinari Giuttari e poi con Eric Campisi che col sinistro non trova lo specchio della porta. Bersaglio che sul ribaltamento di fronte non c'entra nemmeno Triscari, che di testa manda a fil di palo la punizione di Siracusano. Nella ripresa sono sempre i pattesi a cercare il vantaggio proprio con Siracusano che al 50° in precario equilibrio calcia a rete, ma l'estremo ospite riesce a bloccare in tuffo. 3 minuti dopo ancora l'11 di casa da fuori costringe il portiere a rifugiarsi in corner. Quindi al minuto 77 Spanò dalla distanza sfiora di poco il palo, mentre 1 minuto dopo Adamo viene steso in area di rigore dal portiere, ma il direttore di gara lascia giocare tra le proteste dei locali. Si va di fatto ai tempi supplementari e questa volta è il Città di Galati a sfiorare per 3 volte il gol al minuto 100 con Francesco Parafioriti che su punizione centra in pieno la traversa. 3 minuti dopo con Frisenda che al volo col destro calcia di poco alto e infine al minuto 105 il tentativo ravvicinato del 6 ospite non centra la porta per centimetri. Nel secondo tempo supplementare ancora la squadra pattese a reclamare un penalty per un presunto tocco col braccio di Frisenda, ma anche in questo caso il direttore di gara dice di no. Poi al 117° la punizione di Frisenda chiama ancora una volta Giuttari all'intervento in tuffo e infine al 129° Pattesi in 10 per l'espulsione di Triscari, quindi assalto disperato del Città di Galati che però non sortisce l'effetto sperato. Vola in promozione dunque la nuova rinascita Patti, applausi comunque al Città di Galati per l'ottima stagione disputata. Gioiamo perché ritorniamo in promozione sul campo e questa è una cosa importante. Come primo anno mio da allenatore sono veramente soddisfatto, ma quello che devo dire lo dico già da molto tempo. Il merito va a questi ragazzi, a questi leoni che mi hanno seguito e da lì abbiamo intrapreso un cammino importante e eravamo consapevoli che ce la potevamo fare. Abbiamo incontrato una Mamertina veramente tosta, una Mamertina veramente messa in campo benissimo, ci ha messo in difficoltà, però poi alla fine abbiamo stretto i denti e ahimè siamo arrivati in promozione, ce la gioiamo, sarà una festa fino a notte fonda. Il comprensorio del Tindari rimane in prima categoria, retrocede invece il Torregrotta. Questo è il verdetto del drammatico spareggio play-out andato in scena al Gebi Faranda di Patti. Davanti ad una splendida cornice di pubblico, con una buona rappresentanza anche di tifosi torresi che hanno fatto da degna cornice all'evento, i pattesi approcciano bene al match e dopo il tentativo di Crifò, classe 2006, terminato di poco a lato, il comprensorio del Tindari la sblocca al minuto 25 quando Scarbaci con un chirurgico sinistro dal limite batte Maceri spianando ai suoi la strada verso la salvezza. Gol pesantissimo dunque quello messo a segno dal centrocampista pattese che firma così il suo 5° sigillo stagionale. Il Torregrotta prova a reagire ma al 45° errante lanciato a rete da Isgro viene fermato per posizione di fuorigioco. Prima dell'intervallo i locali tentano di chiudere i conti e 2 minuti dopo il destro di Sereino trova la parata del portiere. Nella ripresa però è il Torregrotta a sfiorare subito il pareggio dopo 5 minuti con Errante, il cui tiro a colpo sicuro è disinnescato da un super intervento di Virecci. I rossoblù insistono e 2 minuti dopo troverebbero la rete del pareggio con Lopresti, ma anche in questo caso il direttore di gara ferma tutto per offside. Ospiti che accarezzano il gol anche al minuto 75 con il solito Errante, il cui tentativo è salvato dalla difesa giallo-blu. 4 minuti dopo però il Torregrotta rimane in 10 uomini per l'espulsione di Barchese che si becca il secondo giallo dall'arbitro per eccessive proteste. Il comprensorio del Tindari giocherà anche nella prossima stagione in prima categoria, applausi comunque per il Torregrotta che mestamente ritorna in seconda. Purtroppo io devo dire questo, che noi all'ultima giornata di campionato eravamo salvi perché quando sono arrivato io abbiamo avuto lo scontro contro il Mazzarrà, eravamo in zona play-out e con quella vittoria ci siamo tirati fuori fino all'ultima giornata.
Purtroppo poi il derby è andato come è andato e così oggi abbiamo giocato questa partita, che sono contento perché i ragazzi l'hanno interpretata nel modo giusto per come l'avevamo preparata in settimana. Il campionato è stato combattuto fino alla fine. Io quando sono arrivato ho cercato di lavorare proprio sulla testa dei ragazzi e ci eravamo riusciti. Purtroppo abbiamo trovato qualche difficoltà in qualche partita, però è stato un campionato tosto, proprio tosto, sia al vertice che in basso alla classifica. Rimane in prima categoria e libera la gioia al termine di una stagione travagliata il Città di Belpasso. 2-1 al Lucio Marino sul Riviera Nord nello spareggio secco play-out giocato in casa degli Etnei. Un'annata caratterizzata da qualche passo avanti e altri indietro dentro la zona spareggi per rimanere in una serie che certamente era stata programmata per una conduzione diversa. Alla fine salvezza fu con un arrivederci al prossimo anno e sarà il terzo in prima categoria. Una salvezza difesa nel rush finale e poi legittimata nella sfida contro il Riviera Nord, squadra capace di pareggiare in terra etnea e vincere sul campo amico durante la stagione regolare. Una partita che ha visto in bilico solo il risultato sino alla fine, ma non è stata mai in discussione la vittoria piuttosto limpida della Città di Belpasso. Partito a razzo grazie a un divenuto riesploso nella partita più importante del 2023. Un gol fondamentale che ha acceso l'entusiasmo di squadra e pubblico, deliziato dal bis 7 giri di lancette più tardi, sempre a firma di Divenuto, stavolta pescato da Disano in zona sinistra e stavolta con la mira sull'altro palo che ha spedito nel baratro con largo anticipo il Riviera. Gol del 2-0 che, come da rituale da 8 mesi a questa parte, è sembrato non bastare per gestire la partita quando sono emersi i soliti fantasmi del recente passato sui piedi di Toscano, qui lanciato in prateria da Ravalli e incredibilmente con le polveri bagnate, ma il 2006 è stato a lungo applaudito per quanto ha fatto vedere da allievo in una categoria così accidentata come la prima. Un 3-0 andato in fumo e che ha rigenerato i peloritani, prima pericolosi con Fofana fermato dal reattivissimo genovese e poi in gol per via di una sfortunatissima autorete di Catania, imbattutosi in un tiro senza troppe velleità dalla distanza di Pollicino al minuto 19. Apriti cielo e in effetti la pioggia non c'è più. In compenso i brividi dell'esperienza vissuta in casa Città di Belpasso avvolgono un po' tutti. Così l'11 di Mimmo Ferruccio decide di riprendersi con rabbia il doppio vantaggio, evitando il pari che comunque lo salverebbe sempre in virtù della miglior classifica, e ci prova prima con Ravalli e poi con Divenuto aiutato da Blanciforti, stavolta da dimenticare la possibile palla del Tris. E poi, al quarto d'ora di una ripresa dalle avarissime emozioni, con Lopresti che non riesce a passare davanti a Trinchera e ancora alla mezz'ora di nuovo con Divenuto che chiude, o almeno prova a farlo, un triangolo di gioia con Toscano. Niente gol sicurezza per il CDB e a qualche istante dai 10 finali scoppiano le polemiche per una infelice decisione dell'arbitro Milone di Barcellona, che prima ammonisce Lopresti per questo fallo su Bertuccelli e poi lo espelle probabilmente per proteste al termine di un duello di difficile valutazione con un avversario. Il Riviera Nord è tutto in questo colpo di testa che quasi a giustificare l'andamento della partita si perde addirittura in fallo laterale. Troppo poco per pensare di salvarsi, dovendo obbligatoriamente vincere a Belpasso, e così al triplice fischio fanno festa i padroni di casa, sperando che la prossima stagione abbia un epilogo felice ma con una classifica diversa.
Concludiamo qui la puntata settimanale di Penalty on Demand con i suoi riflettori puntati verso i 4 gironi del campionato di promozione e ai 6 gironi del campionato di prima categoria. Seguiremo questi 2 campionati anche la prossima settimana, pertanto appuntamento a tra 7 giorni.